Erano circa le 8 di stamattina quando si sono levate delle grida dalla palazzina di via Einaudi, ma Ippolito Zandegiacomo, 57 anni, disoccupato, aveva già portato a termine il suo intento: uccidere l'anziana madre di 87 anni, Maria Luisa Bazzo, per tutti Gina, pensionata, con cui l'uomo viveva. Chiamati dallo stesso omicida, i carabinieri di Conegliano l'hanno trovata esanime in casa dopo aver bloccato il figlio seminudo al termine di una violenta colluttazione scaturita all'arrivo dei militari. Un litigio tra madre e figlio, come i vicini hanno confermato, accadesse spesso. Lei molto o troppo accudente nei confronti dell'uomo, con seri problemi, e che da tempo era in cura al centro di salute mentale di Conegliano. Quando seguiva le terapie non aveva particolari problemi. Questa mattina però qualcosa di ancora sconosciuto ha improvvisamente scatenato la sua furia. È una notizia sconvolgente per una città come la nostra. D'altronde sono situazioni sempre borderline che sono seguite dagli uffici predisposti dell'ASL, non dai nostri servizi sociali, ma purtroppo non è facile intercettare le situazioni quando arrivano a questo limite qua. Sono raptus di follia difficili, ripeto, da prevenire, anche perché da quello che mi dicono negli ultimi mesi non c'erano state avvisaglie particolari. Zandegiacomo è stato fermato e ora si trova piantonato in ospedale a Conegliano, tenuto sotto sedazione. I vicini parlano di un soggetto problematico e qualcuno si aspettava che prima o poi potesse accadere qualcosa di serio, ma nessuno avrebbe mai pensato a una simile reazione. Diciamo che sono patologie che non vengono seguite dai servizi sociali, ma da professionisti che in questo caso si occupano specificatamente di queste malattie, che ripeto fanno tantissimo sul nostro territorio e evitano tantissime situazioni di disagio, però i raptus come questi sono impossibili da riuscire a intercettare. Il movente dell'omicidio è al vaglio degli inquirenti. Ippolito si è accanito anche sul gatto, squartato e trovato morto nella cucina dell'abitazione, messa completamente a soqquadro. Sopra a un comodino in camera da letto è stata trovata anche la presunta arma del delitto, un coltello da cucina insanguinato con lama di 20 cm. Sul posto è giunto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Treviso, dottor Michele Permunian, che nelle prossime ore sentirà l'omicida.